non solo Padova, non solo queste città, ma oggi l'Italia è attraversata da cortei come questo, da manifestazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati, dei cittadini, per manifestare quanto abbiamo già detto in questi giorni, in queste settimane, rispetto a una manovra che consideriamo sbagliata, iniqua e ingiusta. Tutta Italia oggi è in piazza per merito della CGIL. I lavoratori, i cittadini hanno accolto il nostro segnale di preoccupazione, non soltanto per protestare, ma per dire a un Paese, ed è per quello che dovrebbero ringraziarvi, per dire a un Paese: attenti, questo Paese sta arretrando sul piano dei diritti, sta arretrando sul piano economico per le persone che non ce la fanno, sta arretrando sul piano della democrazia. E quando un Paese arretra, quando i giovani non hanno speranza, quando tocchiamo il 9% di disoccupazione in un Paese, in una crisi profonda, quando sentiamo le cose che sono state dette qui, dalle lavoratrici, dalle ricercatrici, dai lavoratori, un Paese ha bisogno di interrogarsi e di dire dove stiamo andando. E noi l'abbiamo fatto non soltanto perché teniamo a quello che rappresentiamo, il lavoro, ma perché ravvediamo in questa fase, soprattutto in questa fase, che la crisi, anche se non l'abbiamo causata noi, ce la stanno ributtando tutta addosso. E lo fanno in maniera molto tenue, quasi non ce ne accorgiamo. Se ne sono accorti i lavoratori di Pomigliano, quando, ammantata l'idea della competizione internazionale, è stato chiesto a loro di rinunciare ai diritti costituzionali. Non ce ne accorgiamo, ma lo chiedono ai lavoratori e ai cittadini invalidi. Quando ti dicono che il tuo tasso di invalidità passa dal 74 all'85% e quindi ti viene ridotto quello che lo Stato e la collettività ti garantisce. Lo dicono ai giovani: non avete futuro qui, andate all'estero. Lo dicono ai nostri figli nelle scuole: non ce la facciamo a pagare tutto, dovete darci un aiuto economico per la carta igienica, per le risme, per il materiale didattico. Lo dicono ai lavoratori. Quando noi chiedemmo il 12 marzo scorso di abbassare 2 punti di tassazione, la risposta è stata lo scudo fiscale, la risposta sono i condoni di cui sono pieni gli emendamenti presenti in Parlamento. Sembra quasi che la cosa riguardi quelli che dicono di no, la CGIL, perché noi siamo dipinti spesso come quelli che dicono di no. Ed è vero in parte, è vero. Noi non vogliamo che questo Paese arretri. Non vogliamo una modifica della Costituzione che faccia arretrare i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, ma complessivamente dei cittadini. Noi non vogliamo che il Paese ritorni all'inizio del secolo scorso. Noi vogliamo che il lavoro, come ci dice la nostra Costituzione, sia davvero il punto fondamentale con cui si è creato un Paese. E oggi non lo è. Basta chiedere a un giovane quale speranze ha per il proprio lavoro, per il proprio futuro. E c'è un impegno morale ancora prima che sindacale e politico che la CGIL si è assunta, questo è vero, questo è vero. Ci siamo assunti l'onere morale, etico, che non possiamo consegnare un Paese alle future generazioni peggio di quello che noi abbiamo ricevuto. Non ci è consentito pensare che anche tecnologicamente avanzati, con le nuove formule che ci vengono propinate di tecnologia, il telefonino, l'iPad, le forme più avanzate, l'unica cosa che resta indietro è il lavoro e i diritti dei lavoratori. Non è pensabile che un Paese evolva dal punto di vista scientifico e quello che resta indietro è il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori. Per quello siamo con le antenne più dritte, vorremmo che insieme a noi oggi
oltre ai lavoratori anche di altre organizzazioni, ci fossero le altre organizzazioni sindacali, come accade in Europa, come accade in tutti i paesi europei, in Grecia, in Irlanda, in Francia, in Germania, in Spagna, i sindacati sono nelle piazze, protestano contro i loro governi quando quelle tasse, quei tagli colpiscono quei redditi. Perché in Italia no? Cosa si è ammantato attorno all'idea che con una parola, una sola parola, hanno confuso le coscienze di molti? La parola è collaborare. Tu devi collaborare a Pomigliano, tu devi collaborare dentro le fabbriche, tu devi collaborare per il paese, ma il tuo ruolo è fuori dal paese, è fuori dai tavoli. Guardate, la cosa più semplice che si può dire in questi casi è, sembra quasi strano, ma noi stiamo rivendicando delle cose come CGIL. Un piano per il lavoro, evitare appunto che questa manovra colpisca soltanto una parte e riguardi anche qualcos'altro che c'è nel paese. Quel signore che è stato intercettato nel Golfo di Genova, sullo yacht, quanto paga di questa risorsa? Niente. Quanti sono i signori così? Quanti sono i cittadini di questo paese che in questa manovra non pagano niente? Ed è per questo che in Europa si è deciso il 20